Pronti? 1, 2, 3. Buono segnale con tentativo di Bujumbura di assumere l'iniziativa, attaccata al largo però con veemenza da Armstrong Lewis, che passa a condurre in poche battute. Armstrong Lewis sorprende tutti mentre sbaglia bellamente, e così in vantaggio l'allievo di Alessandro Gocciadoro dopo 200 metri di gara. Guida nei confronti di Bujumbura, poi più indietro c'è Zero Gravity, i due compagni di scuderia in seconda e terza posizione, a precedere UbiJet, mentre al largo, dopo l'errore, bellamente è seguito nell'azione da Bacio di Dama Font. Tanto completati i primi 600 metri, 46,6 con partenza da fermo per Armstrong Lewis, in vantaggio nei confronti di Bujumbura e Zero Gravity. Quarta posizione lungo la corda per UbiJet, mentre all'esterno bellamente non progredisce, si trascina Bacio di Dama Font. Se ne vanno intanto gli 800 in 1, 2 e 1, con Armstrong Lewis in vantaggio nei confronti di Bujumbura e Zero Gravity. Bellamente prova a ritornare in avanti, ma ovviamente l'errore pesa, l'errore della prima piegata. Così chilometri iniziali in 1:18 e 2 per chi guida, vale a dire Armstrong Lewis. In seconda posizione si mantiene Bujumbura, poi bellamente ancora Bacio di Dama Font, che è seguita nell'azione da Beatles Boy Treb. Sposta al largo anche Astecca Dimar. Intanto continua a comandare la gara Armstrong Lewis e non si lascia avvicinare. In seconda posizione Bujumbura davanti a Zero Gravity, 600 al palo, con un parziale ora in 14,7, 500 metri alla conclusione, con in vantaggio Armstrong Lewis su Bujumbura e Zero Gravity. 400 al palo, non cambia nulla tatticamente, cerca di progredire ora in terza corsia Bacio di Dama Font, che sopravanza bellamente, ma intanto in vantaggio è sempre Armstrong Lewis al completamento della curva conclusiva. Armstrong Lewis ai 100 finali, viene però attaccato e superato nettamente nel finale da Bujumbura, che viene a vincere nei confronti di Zero Gravity, mentre al terzo dovrebbe essere Bacio di Dama Font. Pieno di scuderia quindi per Bujumbura e Zero Gravity. Bujumbura con Luca Lovera, che viene a vincere nei confronti del compagno di allenamento Zero Gravity. Luca Lovera con training di Marino Lovera per la scuderia quiriniana, che fa quindi M-Plane, numeri 2 e 1 al primo e al secondo posto. Bujumbura, Zero Gravity, terzo posto per il penalizzato Bacio di Dama Font.